Pronti? 1, 2, 3. Secondo segnale è quello valido. 3 in lotta per il comando dall'esterno. Oro FKS cerca di sopravanzare Oscar Benal e Medolla insiste. Oro FKS che ha messo via Oscar Benal, il quale è alla ricerca di un posto alla corda, cerca di andare a sopravanzare anche Medolla, operazione che riesce in poco più di una curva. C'è stato però strappo, tenuto conto che la distanza è quella lunga e che si partiva con i nastri. Oro FKS in vantaggio su Medolla, Oscar Benal, quindi s'assegna Spritz, gli altri incolonnati alle spalle, eccezione fatta per Ruan Pest, per linee esterne Nose Gear che risale gradualmente Ultras Griff. Dalla corda si muove anche Topolo P, così che si formano più pariglie dopo 600 metri di gara in 45 davanti alle tribune. Oro FKS in vantaggio nei confronti di Nose Gear che va a tampinarlo a un completamento del primo giro di gara. Alle sue spalle Medolla, alle spalle dell'attaccante invece Ultras Griff che è arrivato lì a fari spenti e spesa zero. Nella scia di quest'ultimo c'è Topola OP, pariglie complete, tenuto conto che anche Ruan Pest TFT ha mosso dalla corda e è andato a fare la quarta esterna. Ora FKS e Nose Gear ora traccheggiano un pochino di più, c'è stato però un gran primo giro 59,6, 400 ora in 31 con Nose Gear, aria in faccia che fornisce punto di riferimento a Ultras Griff, quale accenna a venire via in terza corsia, non contento del ritmo. Quando si è a 1 chilometro dalla conclusione, il parziale di Ultras Griff che in breve va su Nose Gear e la battistrada Oro FKS insiste, Ultras Griff che tende a passare a un giro dalla conclusione. Il calo a traguardo lontano di Nose Gear ha girato anche da Topolo P, ma il vantaggio ce l'ha Ultras Griff a 700 dal termine nei confronti di Oro FKS. Poi lungo i birilli Medolla cerca di venire via Oscar Benal tagliando fuori il resto del gruppo a metà della dritta di fronte. Il parziale di Topolo P con Ultras Griff che arriva all'imbocco della piegata conclusiva con un paio di lunghezze di margine nei confronti di Topolo P quando si è al completamento della dritta opposta in 14,8. Ultras Griff ha una abbondante di margine nei confronti di Topolo P all'ingresso della dritta d'arrivo. Ultras Griff è in vantaggio nei confronti di Topola che prova il suo esterno a 100 dalla conclusione. Topola che va all'attacco di Ultras Griff che si difende ancora. Ultras di dentro, Topola al largo. Topolo P che passa e chiude, viene a vincere davanti a Ultras Griff per il terzo dopo gli spari Ruan Pest TFT. Un minuto appena abbondante gli ultimi 8, il successo di Topolo P per Maurizio Cheli che non doveva neanche esserci e ora si gioca un posto in finale nel Super Frustino 2018. Il training di Carlo Isella, i colori della RPR, ineccepibile dal giorno dello stop forzato. Topolo P che vince l'handicap sulla lunga del Super Frustino, al secondo Ultras Griff Ale Gocciadoro, al terzo Ruan Pest TFT, al quarto Oscar Benal ovvero Vincenzo D'Alessandro, al quinto s'assegna Spritz e Massimo Castaldo.